La Regione Veneto si vuole mettere a disposizione degli enti locali, dei comuni di piccole dimensioni, su un tema molto delicato come i beni confiscati alla mafia, affinché possa essere messi subito a disposizione della cittadinanza e delle associazioni e quindi toglierle dalla criminalità dove sono nate e sorte per metterle a disposizione dell'intera collettività, e la Regione farà la sua parte. Per questo è stato organizzato un seminario al Teatro Olimpico di Vicenza che ha voluto fare il punto da una parte sull'attuale normativa in materia beni confiscati e misure preventive antimafia e dall'altra condividere le esperienze dei comuni veneti dove recentemente sono stati sequestrati immobili che sono stati messi a disposizione della collettività. Sono soprattutto concentrati nel Vicentino, nei comuni minori dove la criminalità cerca di adottare un basso profilo nel riciclaggio dei proventi illeciti. Sì, sicuramente i piccoli comuni come il nostro sono appetibili anche a questo tipo di infiltrazioni. Noi abbiamo appreso di questo maxi sequestro che ci riguardava per 24 unità immobiliari dalla stampa ad aprile del 2015. Sono stati destinati alla progettualità di centri diurni per minori. Abbiamo poi degli appartamenti destinati invece ai progetti di vita indipendente per la disabilità. Alcuni appartamenti invece sono stati dati in locazione e quindi gli introiti saranno destinati a fini sociali. Una richiesta importante che abbiamo avuto è dagli ufficiali delle forze di polizia che abbiamo, perché a San Donà abbiamo il comando dei carabinieri, il comando della Guardia di Finanza e anche della polizia stradale. Potendo destinare alcuni di queste unità ad alloggio dei comandanti, per esempio, si libererebbero posti all'interno delle caserme e potrebbero ospitare altri agenti, insomma, quindi un maggior presidio sul territorio. Anche questa è una finalità di sicurezza sociale che non è mai troppa. Sono 11 appartamenti e 11 box, sono stati destinati dal Comune di Montecchio Maggiore per finalità sociali. 5 appartamenti che serviranno per un progetto di inclusione e verranno assegnati a un'associazione del terzo settore il cui scopo è quello di creare le condizioni per le persone che hanno un disagio psicofisico di poter vivere in autonomia. 4 appartamenti saranno destinati alle giovani coppie che hanno difficoltà a trovare appartamenti e soprattutto a pagare l'affitto, quindi con canone calmierato. 2 appartamenti li terremo noi come comune per le situazioni di emergenza.